Il rapporto sulla congiuntura agroalimentare veneta 2022, realizzato da Veneto Agricoltura e presentato lo scorso luglio, ha evidenziato un valore record generato dall'agricoltura che ha raggiunto i 7,8 miliardi di euro. Ma come si è comportato il settore lattiero-caseario? Ne parliamo con il dottor Gabriele Zampieri dell'Osservatorio Economico Agroalimentare. La produzione di latte nel 2022 è un po' diminuita di circa il 2,5% e si ferma a poco meno di 1,2 milioni di tonnellate, pari a circa il 9,2% della produzione nazionale. Il valore della produzione e prezzi di base, come calcolato dall'Istat, ammonta a 552 milioni di euro, con un incremento notevole del 27% sul 2021. Questo aumento è frutto però dell'aumento delle quotazioni del latte alla stalla, che ha cercato di rispondere in questo modo alla forte crescita dei costi alimentari e dell'energia negli allevamenti. La quotazione media del latte alla stalla è stata del 50,6 euro per ettolitro, con un forte aumento del 33,2%. Questo incremento di prezzo alla stalla ha comportato anche un aumento dei prezzi dei prodotti al consumo. Nonostante questo, però, il quantitativo acquistato non è praticamente diminuito. Continuano a diminuire invece il numero degli allevamenti da latte in Veneto, che attualmente sono circa 2500, con un calo di oltre il 12% sull'anno prima, quindi sul 2021. Con l'effetto di aumentare ancora ulteriormente la concentrazione produttiva. Infatti gli allevamenti con oltre 100 capi, ormai, che sono circa il 30%, assommano circa il 73% del patrimonio bovino e praticamente parimenti anche la produzione. È noto che la maggior parte del latte veneto viene usata per la produzione di formaggi. Il più importante e il più prodotto è il grana padano, che utilizza circa un terzo del latte. Il Veneto, con i suoi 25 caseifici, produce circa il 14% delle forme totali, pari a circa 743.000, che sono aumentate un po' rispetto al 2021. Cala invece la produzione di Asiago di circa l'8%, soprattutto a causa dell'Asiago d'allevo che è finita un po' la sua funzione di stoccaggio per effetto Covid, mentre il pressato cala solo di un 2%. Si riducono le produzioni anche di altri due importanti formaggi DOP, che sono il Montasio e il Piave, che si riducono ciascuno di circa il 9%.